Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici, benvenuti, bentornati alla Taverna Friuli, il tuo podcast preferito sui vini del Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, host di questo podcast, e sono così contento di essere qui, finito con la raffreddore, pronto di portarti un'altra puntata sui vini friulani. Questa settimana parlo con Patrizio Mazzer. Patrizio Mazzer non è un produttore del vino. Questa settimana andiamo un po' fuori pista. Ho parlato con Patrizio perché il mio grandissimo amico Francesco Scalitares ha detto che se tu vuoi parlare, capire del mercato del vino, soprattutto negli Stati Uniti, ma marketing del vino, posizionamento, tutte queste cose, devi parlare con Patrizio. E Patrizio mi piace, abbiamo fatto una bellissima conversazione prima del podcast e anche per questo podcast che sentirei adesso, almeno questa prima parte. E ho pensato che potrebbe essere molto utile perché io lo so, perché voi mi dicete, che ci sono tanti produttori qui in Friuli e anche oltre, ma tantissimi qui in Friuli che ascoltano questo podcast in vigna, in cantina, in macchina, quando sei in giro, quando stai viaggiando a promuovere dei vini. Allora, secondo me, ascoltate, perché Patrizio dice delle cose molto molto interessanti. Forse sono le cose che conoscete già, però secondo me c'è tanto di imparare da Patrizio e di questa prima parte della conversazione con Patrizio. Comunque, settimana scorsa, anche durante il mio raffreddore, quando ho parlato con voi, io volevo chiedervi una domanda del cavolo. Ricordate? C'era una persona che mi ha risposto e sono super contento di un ascoltatore che si chiama Fabio Tentor, che ha risposto alla domanda: a quale vino confideresti i tuoi segreti e quale vino sei sicuro che direbbe i tuoi segreti in giro, che rivelare i tuoi segreti in giro. Allora Fabio ha risposto e lui ha detto, e questa mia risposta su Instagram, ha detto: Wayne, il vino a cui confiderei i miei segreti dovrebbe essere un vino onesto, amichevole, ma anche un po' serio e riservato. Per me il friulano, e quella sua nota amaricante mi dà proprio l'impressione di qualcuno che ti consiglia qualcosa in risposta ai tuoi segreti in una maniera onesta. Onesta. Friulano come uva è onesta. Molto bravo Fabio. Scrive anche: il vino che invece direbbe subito a tutti questi segreti, un po' sbarazzino nella sua leggerezza. Il Prosecco. Ma questo potrebbe essere. Ma comunque, affidabile, friulano, sono completamente d'accordo Fabio. Grazie tantissimo per la risposta. Potete anche rispondere voi, o non scelgo un'altra domanda del cavolo. Allora, quale vino potrebbe essere il vino con tu confiderei i tuoi segreti? Rispondami, mandami un direct message su Instagram, sai dove sono, Wayne Grape, o su La Taverna Podcast su Instagram. Facebook troverai Wayne Grape, anche La Taverna Friuli sui social. Mandarmi la risposta a questo. Ovviamente non può essere più friulano, non può essere il copione. Comunque, voglio andare avanti con questa bellissima conversazione con Patrizio Mazzer di La Cantina di Rauscedo, e parliamo in questa puntata di come posizionare, come si può adattare il mondo di marketing per i vari mercati. Parliamo di tantissime diverse cose. Patrizio è una persona che è piena di informazione. Allora, abbiamo una prima parte
con Patrizio Mazzer e parliamo del mondo di marketing del vino. Per cominciare, puoi darci un po' un sommario della tua esperienza e cosa fai nella vita? Certo. Allora, io in questo momento lavoro come export manager in Cantina di Rauscedo, Ok, che è una cantina cooperativa del Friuli, di Rauscedo appunto, che è la località dove è nata la cantina. Rauscedo poi è famoso anche per le barbatelle, ok. C'è un il collegamento netto. tra quelle che producono le barbatelle e quello che producono i vini? Certo, Sì, ok. buona parte dei soci delle cooperative dove producono le barbatelle sono anche poi i soci della cantina di Rauscedo, Ok, come anche produttori di barbatelle sono soci della cantina di Rauscedo. ok, Quindi c'è questa connection. Diciamo che Rauscedo è a 360 gradi un paese legato alla viticoltura, eh, vino e vigneto. certo. Quindi io lavoro in cantina Rauscedo da 2 anni, precedentemente ho fatto altre esperienze sia in cantine in Friuli che in Veneto, diciamo che sono 12 anni che sono nel mondo del vino. Prima invece mi occupavo della parte di supply chain di aziende, mondo del beverage e anche mondo dell'appliance, Ok, con esperienze anche all'estero, non solo in Italia, all'estero, in particolar modo in Francia per un po' di anni. ok. Quindi io E quando... ho seguito progetti di valore aggiunto alle vendite tramite una performance in chiave di competitività, qualità per il cliente e anche il consumatore finale. Ok. Erano progetti dedicati per multinazionali dove sono stati sviluppati appunto questi added selling value, chiamiamoli tecnicamente, no? Ok, ok, ok. E allora per gli ultimi 2 anni collabori con Rauscedo Sì. per il export manager. Allora, cosa Sì, sono mercato estero. e cosa sono i mercati più importanti per Rauscedo? Per uscire i mercati più importanti sono Stati Uniti, Ok, UK e poi mercati europei in questo momento, quindi con Germania, Austria, Svizzera, quindi area DACH, e siamo cresciuti molto negli ultimi anni anche sui paesi dell'est, quindi ok, sia baltici, sia Polonia, sia Cechia, sia Romania, Mm. Bulgaria, quindi, e anche i paesi dei Balcani, Serbia, Ok. Montenegro. Quindi. Molto interessante. Allora, io volevo parlare con te perché ho conosciuto il tuo nome e le tue esperienze tramite il nostro amico Francesco Scaletaris. E lui ha detto che se vuoi Certo. parlare del mercato e la situazione del mercato nel mondo, devi parlare con Patrizio. E allora Ringrazio della fiducia di Francesco. allora, secondo me c'è tanto, come si può dire, c'è tanto timidità, c'è tanto paura adesso dai produttori quando si parla del mercato, soprattutto il mercato americano, però il mercato in generale. Allora, noi abbiamo già fatto una conversazione settimana scorsa, però volevo parlare con te per sentire anche le tue impressioni del mercato estero e soprattutto per i vini friulani. Allora, possiamo cominciare subito con l'idea degli Stati Uniti. E allora, Ecco. cosa vedi nella tua esperienza adesso negli Stati Uniti che sta cambiando o dei certe sfide o opportunità che possiamo avere in quel tipo di mercato? Allora, il mercato statunitense è il mercato principale per i vini per l'Italia, e Sì. non solo per l'Italia, anche per la Francia è uno dei mercati principali, prima l'Inghilterra, soprattutto poi se parliamo di bollicine di champagne per
per la Francia. È uno dei mercati principali per tutti i produttori di vino, e in più sono anche loro produttori di vino, delle eccellenze sulla Napa Valley, ma con vini molto interessanti. Anche stanno facendo ora in Oregon dei Pinot Neri che ho assaggiato, molto interessanti, delle ribolle gialle che fanno in New Jersey, che sono in una versione di orange wine che ho assaggiato l'ultima volta che ero negli Stati Uniti. Quindi c'è anche una cultura del vino che sta crescendo anche negli Stati Uniti. Ok. Andando un po' in bomba, Stiamo parlando di New Jersey, hai detto? Sì, una piccola produzione che abbiamo fatto in New Jersey di un piccolo produttore. Pensa a te. Interessante. Senti, una ribolla gialla in versione orange wine. Ma sai che io sono di New Jersey. Wow, Questo è il mio home super. state, esatto. Io l'ultima volta che ho assaggiato un vino di New Jersey, secondo me è stato un vino di, non lo so, fatto con mirtilli o qualche frutta. Non è stato, sicuramente non è stato ribolla gialla. Bello sentire che questa varietà ha preso anche i piedi negli Stati Sì, Uniti. è stato Molto bello. un piccolo esperimento che ha fatto in una cantina, e l'ho assaggiato con un distributore newyorkese che conosco da tanti anni, e Ok. quindi era un tasting, mi ha invitato a un tasting che stava facendo di vari vini, un portfolio tasting, tra cui anche questa ribolla gialla degli Stati. Te la faccio assaggiare, visto che tu arrivi dal Friuli, patria della ribolla gialla, faccio assaggiare la versione che è stata fatta qua. Quindi, tornando però in bomba alla situazione attuale, Esatto. in particolar modo il discorso dazi, sicuramente si sono già visti gli effetti con un calo del 26% mese su mese, se andiamo a vedere i dati di settembre, Wow. delle vendite dell'Expo negli Stati Uniti. Questo comunque non è altro che un rimbalzo sulle scorte che hanno fatto gli importatori a inizio anno in previsione dei dazi che poi sono stati confermati, no? Ok. Quindi tutti ci aspettavamo questo rimbalzo perché c'era stata una crescita di import, e poi Allora, c'era questo minaccia dei dazi. Allora tutti hanno fatto dei ordini prima dei dazi, e adesso che hanno la scorta, praticamente il magazzino pieno, non stanno ordinando di nuovo. Sì, stanno ordinando molto meno, per questo Ok. che si è visto questo. Teniamo conto che settembre è un mese abbastanza chiave, settembre-ottobre nell'export. Perché? Perché siamo già in fase di Christmas time. Sì, Quindi esatto, volevo iniziano parlare proprio di quello. a portare su tutti i vini per essere pronti per distribuirli poi, che da inizio di dicembre sono disponibili sia nel canale off-premise che nel canale on-premise. Di conseguenza settembre-ottobre sono i 2 mesi chiavi per le esportazioni. Ok. Qui c'è stato con il 15%, prima il 10, poi il 15, 2 tranche di, diciamo, importazioni un po' accelerate, in maniera tale da non trovarsi questo fardello del 15% immediatamente. E adesso, come ci sono, diciamo, agreement tra i produttori e i distributori, che ognuno per trovare la soluzione migliore di come gestire questi dazi, perché di fondo il problema principale negli Stati Uniti non è il dazio in sé, è che c'è stato un calo nei consumi da parte del consumatore americano, dovuto a less money in your pocket, come dicono Ok. come dicono i miei amici americani. Ci sono meno soldi da spendere e quindi maggiore inflazione. Se noi guardiamo che un dato finanziario, che il dollaro ha perso circa un 12% rispetto all'euro, questa è una chiara politica di svalutazione della moneta Ok. E in un questo ovviamente momento inflazionistico del paese. Cioè, quindi sì, è un'analisi molto spiccia finanziaria, ma normalmente quando l'inflazione tende a crescere si tende a svalutare la moneta, no? Questo esatto. E secondo me quindi questo ha anche un effetto sul prezzo finale, perché se costa 6 euro e la bottiglia, ovviamente 6 euro ad una volta che è $6, adesso è 7 o 7 qualcosa, devi chiedere di più del consumatore negli Stati Uniti. Lasciamo stare i dazi.
solo l'idea dell'inflazione e del cambio del dollare euro, no? Assolutamente. Oh, C'è proprio un minor consumo quantitativo. Sono interessanti i dati che si vanno a leggere, e poi io leggo statistiche, ma poi mi confronto con amici, colleghi e importatori negli States per avere un po' la situazione reale, qual è. E loro, la maggior parte ti dicono, se noi guardiamo cosa succede sul canale off-premise, c'è una diminuzione del valore dello scontrino medio di acquisto. ok, Quindi significa che il consumatore, quando esce da Costco, esce da Trader Joe's, lo scontrino medio è più basso. Parliamo in generale, non sto ok, parlando specificatamente del vino. È chiaro che ci sono dei beni, consideriamoli essenziali, che uno non va a tagliare nell'acquisto, quindi acquista sia quantitativamente, e quel prodotto lo acquista sempre perché è la base dell'alimentazione. Prodotti che sono invece non, chiamiamoli non essenziali, uno va ok, a diminuire le quantità. Faccio un ok, esempio banale: i biscotti, invece di prenderne 2 pacchi, ne prende un pacco. Il vino, invece di prendere 2 bottiglie, prende una bottiglia. ok, ok, ok. E Allora, quello che hanno anche riscontrato non è che ci sia uno spostamento in un prodotto a una fascia più bassa, c'è proprio la diminuzione nella quantità acquistata nella medesima fascia. ah, Quindi il calo è uguale, non è che la fascia media è calata di più e la fascia bassa mantiene le quantità, no, cala tutto, non proporzionale, però tutto quanto cala sostanzialmente. Quindi vuol dire che il consumatore non sta cercando un qualcosa che costa meno, ma ha proprio tagliato il consumo, ha diminuito il consumo del ok, prodotto. questo è un'importante differenza, perché non è che hai meno soldi, allora invece di spendere $20 su una bottiglia o 15, si spende 12, 10, 8, allora stai cercando i vini meno costosi. No, e praticamente invece di comprare, non lo so, 4 bottiglie a mese, si compra 3, però più o meno per lo stesso valore. È quello che Allora stai questo, dicendo? esatto, in questo momento è quello che si è verificato Ok. ad ora. Poi cosa succederà fra un po' di tempo è tutto da capire, perché in questo momento c'è uno spostamento sulla tipologia di negozio. Hmm, Ok, quindi visto che, faccio un esempio banale parlando di Italia, un negozio come Cadoro sicuramente non ha prezzi e prodotti che trovi da Aldi. Il consumatore cosa fa? Non va a cercare quello che costa meno da Cadoro, ma si sposta direttamente al supermercato Aldi se deve spendere meno. Ok? E cambia completamente la tipologia di supermercato. Quindi c'è anche questo switch che sta accadendo. mm, Uno switcha proprio da una fascia di supermercato a un soft discount per l'acquisto di determinati prodotti. ok. Eh, Quindi hai già Anche, una ma differenziazione anche agli nelle Stati fasce. Uniti si vede questo cambio. E diciamo che anche lì si vede che un po' meno, però c'è un po' più verso, chiamiamoli lì c'è poco concetto di soft discount come l'abbiamo noi, o come è nato in Germania, o come l'abbiamo qua in Italia. Sai che abbiamo una serie di negozi che vanno a posizionarsi in maniera completamente diversa nel mercato. Se io penso a Costco, grandi formati, c'è bisogno di una membership e quindi hai dei prezzi vantaggiosi. Trader Joe's, dove il 70% dei prodotti è marco proprio, in Sì. maniera tale da poter dare la miglior qualità, il miglior prezzo. Mm, Sono concetti un po' diversi ok. rispetto a quello che abbiamo noi di differenziazione proprio tra tra hard discount e altre tipologie, perché Costco, che è il primo, diciamo, player statunitense insieme a Walmart, loro hanno questa strategia che da noi funziona relativamente. Da noi esiste la Coop che dice: uno è socio Coop e ha gli sconti. No, da Costco non entri se non sei socio, meglio entri ma non acquisti. Ok. Quindi
è completamente diversa. È una strategia legata però anche alla cultura e al mondo del USA, che è diverso da quello che possiamo avere in Italia o in Francia o in altri paesi. Veramente Puoi spiegarmi un attimo la differenza perché hai usato già un paio di volte questi due termini, soft discount e hard discount. No, puoi spiegarmi è la differenza sì, perché questo non sono chiaro di cosa vuol dire. sono delle classificazioni che sono nate, inizialmente c'era il discount e supermercato, no? Ok. Ok, Poi si sono create delle fasce dove hai dei discount, dove hai prezzi molto bassi e dove sostanzialmente entri e trovi ad esempio il pallet con sopra il prodotto, ok, quindi non ci sono scaffalature, non c'è un layout all'interno con corsie, con posizionamento, ma è molto, passami il termine, spartano. ok. Hai una scelta limitata sulla tipologia di prodotti, quindi 4-5, quando sono tanti, 4-5 brand per una tipologia di prodotto, Ok, mentre nel soft discount hai un layout che assomiglia molto di più a un magazzino, trovi sia marchi propri, sia marchi anche di società che commercializzano, diciamo, in tutti i canali. Faccio un esempio banale, dico Coca-Cola, la trovi dappertutto ok, e assomiglia di più a un supermercato con una loro linea di private label dove riescono a essere molto più competitivi, e tante volte trovi anche nei soft discount magari dei formati un po' più grandi rispetto ai formati che trovi anche al supermercato, ok, soprattutto su detersivi o ok. eh, o Sì, questo prodotti è per il l'igiene. famosissimo Costco, no? Dove invece di comprare, non lo so, le patatine fritte in una cosa di 500 grammi si compra 5 kg. Esatto, Ok, e esatto, quindi così si risparmia dicendo ok, compro per un mese tutte le patatine che mi serve. Questo modo di vendere in inglese si dice vendere in bulk, in quantità, per sì, in bulk. risparmiare. E questo è il soft discount, secondo te? No, non è il soft discount. Soft discount è quando tu hai prodotti sia a marchio e Ok, sia non a marchio, però hai un layout che assomiglia molto a un magazzino. Se tu ok. pensi a un Il supermercato tipico classico, Costco, no? In Costco sì, è praticamente un esatto, magazzino grande e tu vai in giro a prendere. esatto, e hai dei prezzi comunque più competitivi rispetto al supermarket normale. E, Quindi que- questo questi soft discount, allora, per un magazzino così si viene fuori perché loro comprano certe qualità e hanno una certa potenza sul mercato per dire noi ci compriamo 5 bancali, però devo darci un prezzo speciale perché ovviamente entrare in Costco probabilmente fai un po' più volume. sì, poi dipende tanto anche dal ricarico che hai. La differenza perché nei discount, soft discount hai dei prezzi più bassi dei prodotti rispetto a un supermercato classico. Ok, Perché oltre al discorso di quantità che verranno ad acquistare, eccetera, è anche un costo di posizionamento sullo scaffale fisico. Se tu hai delle palette dove metti l'acqua e non lo metti sullo scaffale, non hai il lavoro di persone che devono posizionarli sullo scaffale, ma sono direttamente su una paletta. ok. Se da Costco, tu hai detto una cosa interessante, tu entri e sono veramente delle scaffalature tipo, per dare un'idea, qua in Italia se vai da Brico, giusto? Che hai tutti Giusto. gli scaffali dove trovi tutto. Da Costco è O simile. Ikea praticamente dove... Esatto, e se vai da Costco somiglia a quello, se tu Ok. pensi, no? E allora non hai questi costi di avere una persona che Quindi va è lì a chiaro che mettere le lì tu hai bottiglie e tutte quelle non cose lì. hai aprire lo scatolone, mettere tutte quante le scatole dei brioche posizionate. No. Questo ormai però se in questo momento tu andavi una volta da Lidl in Germania o da Aldi, era così 20 anni fa. C'era Ok. lo scatolone, andavi a prenderti le cose. Adesso se entri da Aldi o da Lidl trovi tutti gli scaffali con tutto il prodotto, Giusto. ok? Giusto. E quindi per quello li hanno definiti da discount prima, cioè tre tipologie
sono 3 brand solo per tipologia, adesso ne trovi 10, non ne trovi 20 come al supermercato, e trovi tanto a marchio proprio, questo sicuramente, però cominci a trovare anche un layout dove trovi tutti i prodotti sugli scaffali, quindi è da lì che nasce il nome di soft discount, no? Ok. E Perché quanto importante è questo tipo di canale di vendita per vini italiani, ma soprattutto per vini friulani? allora, dipende dalla nazione dove vai e dal mercato di riferimento, no? Perché se pensiamo agli Stati Uniti, in realtà abbiamo una bella distribuzione, perché conoscendo la legislazione americana che prevede che per vendere alcolici bisogna avere un'apposita licenza, uno deve avere più di 21 anni per acquistarli, quindi ci sono tutta una serie di regole. Certo. Questo ha fatto sì che il canale principale di distribuzione degli alcolici negli Stati Uniti non sia il Costco di turno, ma siano i negozi specializzati e la ristorazione. Quindi la buona quota delle vendite negli Stati Uniti ce l'hai su tutti i negozi, anche i convenience store che vendono solamente vini. Se tu giri a New York ne trovi una marea, anche perché a New York stesso diventa Costco, ad esempio, non vende alcolici a New York. Ah, ok, questo non sapevo. Lì dipende da stato a stato. New York, Costco o Trader Joe's non vendono alcolici, a meno che non vai su un'area riservata. Costco, ad esempio, uno dei negozi più grandi che ci sono a New York, ha un'area proprio riservata. Quando tu arrivi fai vedere la carta d'identità che hai più di 21 anni, entri ed acquisti. Ok. Trader Joe's, all'interno della Trader Joe's sono autorizzati a vendere anche vini, però New York, che è molto più restrittivo, non possono metterlo sullo scaffale perché i minorenni non devono, sì, per un discorso di alcol e dei minorenni, Ok. quindi birra eccetera non li trovi. Quindi dipende poi da stato a stato, non tutti gli stati hanno la Sono così. stessa regolamentazione. Ok. Quindi i negozi specializzati, tanto è vero che se pensiamo alla catena Total Wine, è una delle catene principali per la vendita di alcolici, ABC, Sì, molto se noi grande, sì. pensiamo, sì, oppure ABC in Florida, un'altra catena molto grande nella distribuzione di alcolici in generale. Quindi è un canale che funziona molto bene quello nella vendita, dove entri nei negozi e trovi solamente vino, alcolici in generale, Certo, proprio per da questa birra, da vodka, limitazione. da vino, da No. tutto. Ok. Quindi il supermercato è un canale che diventa meno importante negli Stati Uniti rispetto a altri paesi, dove invece è il canale quasi principale, proprio per questo motivo, per questa legislazione relativa al proibizionismo, un retaggio del proibizionismo che continua Ecco, ad esserci negli States. ecco. Hai stesse dinamiche in Canada, dove la vendita Sì, controllato dallo Stato, giusto? esatto. Molto Quindi molto anche più lì restrittivo. esatto, quindi anche lì il canale supermercato non esiste. Esistono i negozi specializzati, che sono quelli dello Stato o di negozi licenziati per vendere l'alcol, e il resto è ristorazione. Ok. Quindi dipende tantissimo dal mercato. In questo momento ci sono mercati come mercati emergenti come l'Africa, che chiaramente l'unico canale è il canale legato alla ristorazione, Ah, ok. quindi ristoranti eccetera. Non esiste il supermercato. Allora, parlando degli Stati Uniti, tornando negli Stati Uniti, parliamo di queste catene importanti, specializzati sulla vendita di alcolici, birra, Sì, vino, tutto quanto. assolutamente. Enoteche piccole specializzati, indipendenti, Sì. sì, anche loro sono ancora importanti. Assolutamente. Sì, Ok, sono molto importanti anche loro. ok. Ehm, Allora, tanto lavoro andare in giro a vedere tutti questi proprietari dei piccole enoteche che sono più specializzati. diciamo che il lavoro grosso che viene fatto da chi si occupa di export è in primis selezionare un importatore
barra distributore, perché poi negli Stati Uniti ci sono i famosi 3 tiers, quindi Esatto. adesso non facciamo una lezione sulle dinamiche statunitensi perché non ha senso, ma semplificando devi trovare un partner sia per l'importazione che per la distribuzione, ed è importante partire da lì per decidere assieme dove posizionare il prodotto, ossia il canale dove posizionarlo e di conseguenza qual è il target che si vuole andare a incontrare con il proprio vino, quindi il consumatore alla fine. E definito quello, un altro passo importante è affiancare soprattutto all'inizio con dei training e uscire poi anche fisicamente assieme al sales team e andare a presentare i vini, la cantina, il territorio direttamente all'enoteca, al ristoratore, che poi, quindi al sommelier, che poi trasferirà quello che tu spieghi, racconti al consumatore finale. Quindi è molto importante tutta questa attività che va fatta ed è lì dove quello che ho imparato di più del mercato, che sì, sicuramente studiando dati, statistiche, è sempre importante partire da una base, non pensare di essere di essere nati imparati, io dico, quindi studiare è essenziale, sia studiare il vino, quindi con i corsi da chi ha fatto enologia, chi fa i corsi di sommelier, qualsiasi cosa è essenziale per conoscere e imparare. È essenziale leggere i dati, informarsi su quali sono le statistiche di vendita, i nuovi trend, le ricerche che vengono fatte, è senz'altro importante. Poi andare sul campo e toccare con mano come sono le cose, a volte ti si apre un mondo, perché ti rendi conto che cose che per noi sono scontate, per il resto del mondo non è scontato. Io mi ricorderò sempre con una visita di clienti che sono arrivati dalla Cina. Io per simpatia, ma non per fare delle foto che fossero poi accattivanti per il consumatore, il vino, eccetera, avevo questa visita di questo importatore con il suo sales team e sono andato a piazzare le bottiglie, era febbraio, le bottiglie sul vigneto, ok? Quindi la bottiglia appoggiata alla vite, incastrata, e abbiamo fatto 2 o 3 foto e poi lui mi fa no, aspetta, perché qua c'è il rischio che uno pensi che la vite e la bottiglia non siano legate. Tu l'hai fatto per renderlo che dalla vite alla bottiglia, ma lui si perde in questo, perché non ha idea di cos'è una vite, non ha mai visto cos'è un grappolo d'uva, perché noi adesso lo producono, ma non lo producevano. Quindi mettere una bottiglia così sembra quasi che sia una cosa, un impianto di produzione, passami il termine, industriale, che riempi la bottiglia con questo vino. Quindi mi fa attenzione, rischiamo di fare l'effetto contrario. Io ho trovato una cosa, mi sembrava una cosa tanto simpatica nella mia testa, invece era una cavolata estrema. Quindi per noi è scontato che c'è un grappolo d'uva, viene pressato, succo, fermentazione, vino. In Cina non è scontato, perché non hanno mai visto. Stessa cosa, ricorderò sempre le schede tecniche inviate a un'enoteca in Ghana per il prosecco, e dove c'erano sentori chiaramente di mela, pera. Mi risponde il sommelier, mi fa: guarda che noi qua pere e mele in Ghana non ne abbiamo mai viste. Non esistono. Quindi Interessante. quindi mi fa: dobbiamo trovare cioè spiegami cosa intendete voi, acidità, dolcezza, eccetera, eccetera, in maniera tale che io scriva qualcosa che sia di consumo quotidiano. Poi che arrivino le mele, sì, che arrivano le pere, ma è come dire, il mango, non è che tutti mangiano mango qua da noi, o passion fruit, ok? Magari la mangi una volta all'anno, poi ti dimentichi quasi il gusto, perché non è un quotidiano che lo conosci bene. Dobbiamo dare informazione su qualcosa che conosci bene, quindi
Anche queste qua sono tutte piccole cose che lavorando impari e capisci. Non diamo per scontato che determinate descrizioni anche molto tecniche del vino siano qualcosa che poi una persona capisce quello che stai dicendo. Esatto. Infatti ho letto un articolo non tanto tempo fa, ma neanche troppo recente, che ha parlato di questo problema, soprattutto quando si parla dei posti non occidentali, che quando si parla Mm. di certi gusti, certi aromi che non si usano mai. In India, secondo me, è raro che si trova una pera o una mela, come ha detto per Guarda, Africa, anche in Cina. E allora dobbiamo un po' pensare di parlare, di scrivere il vino in un altro modo, non usando le cose che sono western centric, no? Che parlano assolutamente. dell'occidentale. Beh, sai, Interessante questo. c'è una cosa importante che io ho imparato prima di arrivare nel mondo del vino, quando ti dicevo ho avuto altre esperienze in settori diversi, no? Mhm. Ed è la personalizzare il prodotto per il mercato. Faccio un esempio banalissimo: se l'elettrodomestico, la lavatrice, il funzionamento della lavatrice è il medesimo che tu sia negli States, che tu sia in Italia o tu sia in Cina, è chiaro che il pannello di controllo, ok, è diverso che tu sei negli States, che tu sei in Italia o che tu sei in Cina, quantomeno per le parole, per capire acceso, spento, caldo, freddo, eccetera, giusto? Giusto, giustissimo. È una stupidata, però obiettivamente solo la mascherina davanti, poi il pulsante sarà uguale e tutto. È diverso perché a seconda dei paesi c'è una lingua diversa, addirittura in Cina un carattere completamente diverso Certo. va scritto. E non solo, ci sono anche gusti che diversi tra il digitale e l'analogico, tra il bottone da girare e il pulsante da spingere, la programmazione di 10 tipi di lavaggio, quello che invece la temperatura la metto io, questo, ed è culturale. Mhm. Quindi, anche se la lavatrice funziona alla stessa maniera, tu vai a personalizzare per il mercato di riferimento in base a quello che loro preferiscono o loro rientra di più nella loro cultura. Mm. Quindi è importante capire anche questo. Se il bianco in Oriente tendenzialmente è il colore che viene messo per i funerali, Come il bianco in Cina. esatto, quindi Esatto. è logico che, dico una stupidata, se uno va in Cina vede tantissime etichette nere e oro, ok? Anche molto pesanti, dicono, poche bianche. Poi in realtà si è sdoganato anche questo e ci sono etichette bianche perché Mm. certi chateau importanti francesi mantengono la stessa etichetta uguale in tutto il mondo. Però Certo. tendenzialmente, se uno non va a vendere un prodotto che è iconico, quindi magari un prodotto trendy come può essere il prosecco, il pinot grigio, eccetera, ha più senso mettere anche il colore, se non è proprio un colore che è distintivo del brand dell'azienda, altrimenti è meglio personalizzare anche quella parte del colore, voglio Certo. dire. Certo. Quindi Io ricordo molto bene un caro amico che non c'è più, purtroppo, Etienne Hugel, produttore mhm, dell'Alsazia, che aveva un importante mercato in Cina e lui non ha mai descritto i suoi vini come vini bianchi, lui ha sempre descritto i suoi vini come vino d'oro, gold wines, perché il vino bianco non era buono come l'immagine del bianco come funerale, però anche esatto. perché, che è stato spiegato di me di una sommelier di Hong Kong, che in cinese, e se ricordo bene, la parola per o come si dice white wine in cinese sarebbe alcol dell'uva bianca. Ok. Però alcol di uva bianca potrebbe descrivere il colore del liquido che potrebbe essere anche la grappa. Allora, la Ok, grappa è descritto esattamente nello stesso modo
alcol di uva bianca perché it's white grape alcohol. E allora sì, allora devi trovare questi chiavi per aprire le porte in mercati diversi. Assolutamente, ma sono perfettamente d'accordo. Cioè, noi abbiamo un descrittore soprattutto degli spumanti, che è il famoso straw yellow, giallo paglierino, no? Ok. Traduciamo tutti straw yellow. In realtà, per un inglese, straw yellow non vuol dire niente. Poi nel mondo del vino, negli ultimi 10 anni, a forza di straw yellow, lo trovi anche sulle schede tecniche dei produttori con scritto straw yellow, anche di produttori grandi, perché è stato sdoganato. In realtà il colore corretto sarebbe lemon yellow. Sono due, o lemon o gold, cioè non è che ci sono tanti colori, o Esatto. lemon yellow o gold, o gold yellow. Cioè, o Infatti, più, secondo me, in certi parti degli Stati Uniti sarebbe difficile trovare qualcuno che ha visto un pezzo di straw, no? Di fieno, per dire, sì, oh, ok, esatto. conosco bene questo colore, no? Straw yellow è molto particolare. Sì, sì. Sì, sì, Meglio concentrare su un oggetto che si conosce bene, che è più comune forse, non lo so. assolutamente. È chiaro che poi ci sono dei termini che vengono utilizzati specificatamente per un mondo, parlo in generale, e poi diventano di uso comune, voglio dire, perché si è affermato così tanto questo prodotto che poi le persone utilizzano anche dei descrittori o della terminologia che, se anche tecnica, perché è diventata di uso comune, perché è un prodotto mainstream, perché è un prodotto trendy, eccetera. Ok. Però in realtà, ripeto, ricadiamo sempre sul concetto che si diceva prima, no? Un colore giallo limone viene conosciuto un po' in tutto il mondo, ma proprio perché esiste anche nella paletta dei colori, voglio dire, no? Colore giallo oro, giallo limone, eccetera, ma giallo paglierino non c'è neanche nella paletta dei colori, voglio dire. È interessante tutto questo per dire che ci sono tante cose che vanno tenute in considerazione quando uno decide di esportare il vino, perché è bello portare il vino e quindi anche la cultura di un territorio in giro per il mondo, però ricordiamoci che dobbiamo prima confrontarci nella cultura dove andiamo, quindi Interessante capire. questa idea, secondo me dobbiamo trovare qualcuno o qualcosa, o per qualcuno lì fuori forse che ascolta anche questo podcast, potrebbe essere un tipo di lavoro, cioè una persona che conosce molto bene la Cina. Potrebbe essere una persona che prende una scheda tecnica e dice, ok, io riscrivo questo, ma non solo traduzione delle parole, ma traduzione culturale, dicendo, ok, non si usa bianco, si usa oro. Non si parla di, non lo so, mele e pere, però si parla di qualche tipo di frutta o arome o sapore che si trova in Cina normalmente. Questa è un'opportunità per qualcuno fuori, non io ovviamente, ma qualcuno che conosce bene la cultura di Cina, dell'Africa, di qualcosa, no? Assolutamente, ma io ho fatto un esempio di un aspetto che è molto banale, quello della scheda, che dicevamo, che comunque è banale fino a un certo punto, perché è essenziale, perché se non ci capiamo cosa stiamo dicendo è difficile poi comunicare. Però veramente anche il tono della comunicazione deve essere molto, cioè uno deve conoscere veramente la cultura dei paesi per avere il tono corretto di comunicazione. Non solo le parole, ma anche il tono. Pensa a te. Assolutamente. Guarda, io ho fatto una campagna marketing anni fa, un'azienda con collega che era direttore marketing, abbiamo visto assieme il tutto, perché facevamo sia la parte above the line che below the line di trade marketing, quindi di conseguenza sulla parte sales va un po' anche a incidere la parte di trade marketing da studiare assieme, in maniera tale che ci sia poi un riscontro nelle vendite. Però alla fine abbiamo lavorato con un'agenzia di comunicazione marketing canadese,
ma proprio perché il tono della comunicazione è diverso da quello che si usa in Italia o che si può usare, diciamo, in Europa in generale. Nel Canada va utilizzato un tono di comunicazione diversa per l'alcol. Non è una questione come parlo inglese, se lo passo nella versione più British o sulla versione più americana, no, non c'entra niente. Certo. È proprio il tono con cui io vado a comunicare, che è importante, perché arrivo o non arrivo alle persone, ok? E lì abbiamo visto che anche faccio un esempio banalissimo. La domenica il picnic in Canada è una cosa che se è una bella giornata, 70% delle famiglie lo fanno. Escono con l'hampers, ok, dove ci mettono dentro tutto quello che vogliono, coperta per terra, seduti, mangiano qualcosa assieme, visto che è una regione che ha anche tanti laghi, quindi proprio perché piace questo stile. In Italia ci sono 2 volte all'anno, penso, l'occasione di fare un picnic come tradizione, ma non è una nostra tradizione. No, per niente. Quindi è chiaro che io perderei in questo caso, non conoscendo questo aspetto culturale, perderei tutta una fascia di consumatori che si sono engaged sul discorso: prendi questo vino che è per utilizzarlo per l'aperitivo, faccio un esempio, quando vai a fare picnic, mancherebbe questo pezzetto di comunicazione per dirgli come utilizzarlo. Bello. Anche perché guarda, una delle cose più interessanti che quest'anno ho avuto modo di imparare in un convegno, in un talk dove ero stato invitato prima del Provine, dove c'erano un po' di interlocutori del mondo del vino, compreso anche Fraxinet UK, che è stato molto brand interessante. enorme, molto grande. Esatto, sì, che fa parte di un gruppo che ha all'interno anche il Lionetto, che ha all'interno tantissimi ancora brand. più enorme, ok. Sì, diciamo ha all'interno tantissimi brand, stiamo parlando del probabilmente il più grosso distributore di bollicine in Europa, no? La casa madre. Quindi era interessante perché c'era il direttore vendite che parlava e ha spostato diciamo, il tema dei consumi, eccetera, che è un tema molto forte, quello che c'è un calo dei consumi del vino, ma non è una novità perché sono 20 anni che è in calo, quindi non è in calo da quest'anno, è in calo da 20 anni dal consumo pro capite, quindi non vedo una novità. La cosa interessante, lui diceva: attenzione, cioè, dobbiamo anche cambiare un po' il modo di approccio nell'analizzare il famoso posizionamento, nel senso, non dobbiamo più chiederci: questo vino è un vino che deve andare al supermercato o deve andare in ristorazione, bensì questo vino dove lo consumano. Perché se uno lo consuma a casa deve trovarlo in un negozio per comprarlo. Se uno lo consuma in un ristorante perché lo consuma solamente quando c'è un momento di convivialità o di festeggiamento, non ha senso che glielo faccia trovare sullo scaffale del supermercato. Quindi non è solo una questione di prezzo del prodotto o una questione di prestigio supermercato rispetto a ristorante o enoteca, perché io posso farlo trovare anche in enoteca se non voglio il supermercato, un vino che può costare anche 300 euro a bottiglia, ma tutto dipende se uno lo compra per berselo a casa o per portarselo come regalo, ok? Quindi la domanda è: che utilizzo ne fanno del vino? Poi lasciamo stare, forse ho sbagliato l'esempio del vino a 300 euro perché stiamo parlando di vini costosi, vini particolari, eccetera, ma su fasce di prezzo che possono andare anche dai 30 ai 50 euro,
ormai trovi anche al supermercato vini da 30-50 euro tranquillamente, Certo, non è certo, che li certo. trovi solo in enoteca. E la domanda chiave è: questo vino da 30 euro è un vino che è trendy, quindi le persone se lo trovano l'acquistano perché se lo bevono a casa, lo portano per i regali, eccetera, e quindi devo riuscire a distribuirlo nel miglior modo possibile e che sia fruibile, diciamo, il più possibile per il consumatore, quindi lo trovo un po' dappertutto. Oppure non c'è questa richiesta così alta che se io lo posiziono in 3 punti chiave è più che sufficiente, oppure tanto è meglio che sia qualcuno che lo spiego in abbinamento col cibo, che lo propone, altrimenti uno non lo prenderebbe. Faccio un esempio banale: se uno mi dice lo schioppettino, magari uno non sa neanche che vino è, quindi più che metterlo in uno scaffale, devo metterlo da qualche parte dove c'è qualcuno che lo propone e lo spiega, Ecco, ok? ecco. Quindi per fare un esempio, andare in maniera molto diretta, un Pinot Grigio, che sia delle Venezie, Friuli, Sicilia, eccetera, Pinot Grigio già è un vino che bene o male la gente conosce. certo. Poi il lavoro sarà comunicare perché un Pinot Grigio del Friuli è diverso da un Pinot Grigio della Sicilia o di un Pinot California sì, Grigio, sì, esatto. di altre parti. Questo è un altro tema, però come tipologia di vino, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, sono vini che la gente conosce, Certo. quindi vini che possono anche essere messi in un supermercato e hanno un loro trend di vendita legati a, può essere il brand, può essere anche il terroir di produzione, perché se io penso al Sauvignon, tutto quello che arriva da New Zealand ha un posizionamento e la gente Si conosce questi vini. si conosce e lo compra. Si Esatto. vende, diciamo, perché la gente riconosce che il Sauvignon New Zealand è un abbinamento che ormai è diventato comune nelle persone che Okay. acquistano vino. Quindi e non stiamo parlando di vitigni autoctoni, quindi attenzione, a volte non è un vitigno autoctono che promuove un territorio, a volte un vitigno internazionale in un territorio prende delle caratteristiche che non si riesce ad avere da nessun'altra parte e di conseguenza diventa una bandiera, anche se è un vitigno internazionale. Okay. Quindi anche questo è un altro tema molto, molto interessante, perché a volte si rischia di pensare che per identificare un territorio di produzione ci devono essere solo gli autoctoni. No, anche gli internazionali possono, se acquistano delle caratteristiche che sono uniche. Particolare, Alla come fine, il Sauvignon di New Zealand, ovviamente. esatto, ma Esatto. è come lo Chardonnay dell'area di Chablis, che adesso lo chiamano Chablis, ma quello lì effettivamente è un È il Chardonnay che ha Chardonnay. delle caratteristiche E quante autochtone. persone non sanno neanche che Chablis è fatto con Chardonnay? Secondo me ci sono tanti che non sanno. Sanno che Chablis è un Sì, buon vino bianco, ma Chardonnay, quando si parla di Chardonnay, soprattutto per gli americani, si pensa solo di Napa Valley, di Carneros, di quella zona di California. sì. E quando Beh, si dice mi piace Chardonnay, vuoi provare un Chablis? No, ti ho detto voglio bere un Chardonnay, ma Chablis è Chardonnay. Io sento due diverse cose qui che stai dicendo. Uno che è molto interessante, che è molto importante per un produttore di capire l'occasione di dove si usa un certo vino che si fa. Potrebbe essere un vino che vuoi regalare in bottiglia, vuoi regalare qualcosa, in questo modo sembra che tu conosci qualcosa del vino, è un vino esclusivo, o vuoi avere un vino che si usa solo esclusivamente per le feste? Allora forse un bollicine, qualcosa così, un po' più feste, o per il picnic, come hai detto tu, questo è il vino perfetto per il picnic. Allora devi mettere un po' di pensiero, di un po' di planning, di quando tu andare fuori o fai questo vino, di avere in mente un'occasione dove si può utilizzare questo vino. ma assolutamente, ma quello che ti dicevo prima, che la mascherina, diciamo, dell'elettrodomestico cambia solamente per i 3 paesi in base alla lingua, Ok, ok?
Poi puoi personalizzare in alto, ma solo per la lingua dove c'è scritto caldo, freddo, Esatto. temperature, eccetera, deve essere diverso. Quello che ti dicevo, se uno dei momenti di occasion di consumo del Pinot Grigio, ad esempio, in Canada, durante l'estate, è il picnic, significa che avrò una possibilità di vendita molto più alta se il mio Pinot Grigio è in Skew Caps rispetto che sia in cork. Perché è più facile portare una bottiglia di Screw Cap in un picnic. Ma anche più Oh facile. cavolo, l'abbiamo dimenticato il cavatappo. No, non c'è problema, è un tappo a vite. Perfetto. Siamo in 2 persone, usciamo, beviamo 2 bicchieri, ne beviamo altri 2, basta, non vogliamo ubriacarci, ok? Hai un Chiudo po' la di vino bottiglia, rimasto dentro la bottiglia. lo porto a casa. Sì, chiudi con tappo a vite e sei a posto. Quindi, questo ti dicevo, quando il direttore vendite di Frexiner dice attenzione che la chiave dell'analisi di mercato sono le occasion del consumo, e quindi non è il posizionamento, cioè lo studio del posizionamento deve essere fatto in funzione dell'occasion, vuol dire spostare l'attenzione sul consumatore. E qui torniamo al tema calo dei consumi, il consumatore vuole low alcol, no alcol, eccetera. Allora, sì, ci sono dei nuovi trend. 20 anni fa si pensava che i superalcolici, in particolar modo il whisky, fosse finito, invece adesso è ritornato super di moda e soprattutto ha riacquistato una fascia di mercato. Se si pensa anche ai superalcolici, una volta avevano delle bottiglie bruttissime, adesso hanno un packaging che è bellissimo, anche i gin coloratissimi, le bottiglie, cioè si è rinnovato il mondo degli spirits per intercettare persone diverse, però dobbiamo anche capire che ci possono essere delle tendenze di cambiamento anche sulle quantità di consumo, no? Ok. Quindi lì è un discorso un po' più strutturale del settore, che uno deve pensare quanto crescere in produzione se la richiesta, diciamo, è in calo o la produzione che in questo momento c'è è sufficiente, non serve aumentare la produzione, ma non trovo niente di strano. Anche chi fa qualsiasi prodotto fa uno studio di mercato, qual è il segmento che viene assorbito del suo prodotto, quanto può essere servito a livello mondiale, a livello territorio, sì, partendo dal world e arrivando poi per nazione, per area, eccetera, e per fasce di età e di consumo. Quindi io non vedo una cosa nel dire domani mattina non si venderà più vino, perché 20 anni fa sembrava che non si dovessero vendere più superalcolici e si è tornato a vendere. C'è stata una rinascita dei vermouth che sembrava che dovesse sparire dal mercato 10 anni fa. Infatti. Non esisteva, da 5 anni i vermouth sono ritornati di moda o quantomeno si sono reinventati e funzionano, quindi è sempre un po' ciclico. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.